Il parcheggio all'interno della Galleria d'Annunzio, collegato sino al centro città con un sistema di metropolitana pedonale, ecco la risposta all'emergenza parcheggi. Il 14 maggio si inaugura la piazza di Roiano, il sindaco di piazza apre un tavolo di confronto con le opposizioni in diretta a Sveglia Trieste. Nuovi esami sulla vertebra rotta di Liliana Resinovic per accertare la verità, frattura post mortem, ipotesi bollata come fantasiosa per voce di consulenti della procura. Anziana truffata a Sgonico, arrestato dai carabinieri responsabili, si tratta di un 46enne di Casoria che aveva portato via un bottino da 13.000 euro fra contanti e oro. Premio giornalistico dedicato dal Merigo Grills, presentato in regione la nuova edizione, mentre partono nuove critiche sulla figura di Grills da parte dell'ANPI. C'è un nuovo agente in città, si tratta del pastore belga Conan, che da oggi si unisce al corpo della polizia locale di Trieste. Col Beiros si racconta il caffè dello sport, tra play-off, obiettivo Coppa Europea e legame con la città che lo ha spinto al rinnovo con la pallacanestro Trieste. Telespettatori di Tele4, buonasera, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Come risolvere l'emergenza parcheggi a Trieste? Oggi vi forniamo in anteprima l'ipotesi progettuale al vaglio del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza di un nuovo parcheggio sotterraneo che sfrutterebbe la galleria ormai in disuso da tempo di Viale d'Annunzio, collegandola con un sistema di metropolitana pedonale al Parc San Giusto e consentendo così l'uscita dei pedoni in pieno centro. Sentiamo. C'è molto turismo e si sono viste le rive anche intasate di macchine di turisti e è stato tirato fuori il problema parcheggi, insomma si sta lavorando in tal senso. Beh, questa mattina eravate qua con me quando è venuto Sergas, hai visto con tutti i suoi progetti, sia per l'allargamento quello sotto il colle di San Giusto, che poi la verità è che aveva 700 posti, ne hanno venduti 400 e sono rimasti solo 300, in effetti se avessimo un parcheggio da 700 però insomma sono ditte private. Sergas sta lavorando su vari, hai visto che ti ho fatto vedere i progetti, per cui dobbiamo andare avanti. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, in diretta sulla nostra emittente, ha anticipato in parte la risposta all'emergenza parcheggi su cui sta lavorando il comune dopo riproporsi con il ponte del 1° maggio delle code di turisti al volante con centinaia di veicoli che puntano a sostare al Parc San Giusto, l'ideale punto di partenza per una visita alla città. Ed ecco spuntare l'idea di cui i tecnici di Palazzo Cheba, il Primo Cittadino, hanno discusso con la ditta Sergas. L'ampliamento del parcheggio non avverrebbe solo con la costruzione di nuovi piani sotto al colle, ma con la realizzazione di un nuovo park sotterraneo, sfruttando l'esistente galleria di Viale d'Annunzio all'altezza di Largo Sonnino, collegandola al centro città, cioè allo stesso Parc San Giusto, con un sistema di metropolitana pedonale, lo stesso utilizzato nei grandi aeroporti per collegare i vari terminal. Una soluzione già messa in atto nella città di Spoleto, in Umbria, cui si riferiscono le immagini che state vedendo. L'opera attraversa tutto il centro della località sino alla Rocca ed è dotata di aria condizionata e sistemi di sorveglianza. Un progetto ovviamente ancora embrionale e tutto da valutare a livello urbanistico, di fatto però percorribile. Il tunnel, che si apre sotto via Molino a Vento, è lungo 420 metri ed è collegato con la galleria San Vito. L'entrata da questa è oggi chiusa da rivestimento metallico che la ricopre, ma con gli opportuni interventi si potrebbe realizzare un bypass, come vedete nelle schede, in grado di portare i pedoni nel loro percorso sotterraneo alla parte retrostante del Parc San Giusto per sbucare, sempre su pedane mobili agevoli anche per i disabili, in via del Teatro Romano. L'infrastruttura, che conterrebbe tra i 500 e gli 800 posti auto, sarebbe dotata di uscite e risalite meccaniche e risponderebbe anche ad altre 2 esigenze. Quota a parte dei parcheggi sarebbe dedicata ai residenti di Largo Barriera Vecchia e il nuovo park fungerebbe da hub di scambio per i triestini che potrebbero lasciare in loco il mezzo per utilizzare i comodi tapis roulant per raggiungere il centro. Presentati oggi i lavori di riqualificazione del verde di Borgo San Sergio. Via Curiel avrà nuove aiuole, alberi, fiori e percorsi pedonali più sicuri grazie a un investimento di oltre 200.000 euro. Vediamo.
Sono partiti oggi i lavori per sistemare le aiuole lungo via Curiel nel rione di Borgo San Sergio. L'intervento, presentato dall'assessore Michele Babudere e dagli uffici, riguarda in particolare due aree spartitraffico, una all'incrocio con via Forti e l'altra con via Rosani. L'obiettivo è migliorare la biodiversità con la piantumazione di alberi, arbusti e fiori che favoriscano gli insetti impollinatori, oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali e all'installazione di nuovi impianti di irrigazione. I lavori includono anche la scarpata vicino alla scuola dell'infanzia, 3 casette collegate al giardino Nathan Rogers. Il progetto durerà 240 giorni e ha un costo totale di 218.000 euro, coperti in gran parte da fondi regionali, 196.200 euro, e in parte da risorse comunali, 22.000 euro. Oggi affidiamo alla ditta ovviamente che eseguirà i lavori, la ditta Viridis di Pordenone, la realizzazione di 3 interventi che riguardano un'area che sta a cuore a tutti, insomma Borgo San Sergio è un posto in cui si sta bene, ricco di verde, intendiamo però migliorare quella che è la percorribilità e i percorsi di mobilità per le persone anche attraverso quest'area grande in cui ci troviamo, in via Curiel, quella anche che incrocia con via Forti, attraverso interventi sia sul verde sia realizzando delle azioni che favoriscono la biodiversità con la piantumazione proprio di specie ad hoc. L'appalto è stato vinto dalla cooperativa Viridis di Arba, in provincia di Pordenone, con un ribasso del 21,3%. Gli interventi riguarderanno 3 zone per un totale di oltre 4.600 metri quadrati, con l'obiettivo di rendere più verdi, sicure e accoglienti le strade del quartiere. Ed è prevista per il 14 di maggio l'inaugurazione della nuova piazza di Roiano e durante questa mattina, durante Sveglia Trieste, il sindaco di piazza ha aperto un tavolo di confronto con le opposizioni sulla spinosa questione dell'affidamento del servizio didattico dell'asilo. Vediamo. Inauguriamo anche Roiano al 14, per cui vi invito già da adesso. Siccome il sindaco ha parlato di Roiano, magari gli è sfuggito, ma un po' di tempo fa gli ho scritto anche a nome degli altri capogruppo di opposizione per poter essere ricevuti per avviare un dialogo che possa sbloccare lo stallo dell'asilo di Roiano. Quindi gli chiedo se vuole darci una disponibilità di incontrarci per parlarne e provare a trovare una soluzione insieme. Intanto li invito all'inaugurazione di tutta la piazza e dopo sto già trovando la soluzione anche per la scuola, una delle più belle scuole che, dico a livello nazionale, probabilmente una delle più belle scuole, per cui ci metteremo attorno a un tavolo, santo Dio troveremo una soluzione. La piazza di Roiano sarà dunque inaugurata il 14 maggio con una grande festa di quartiere. Ad annunciarlo il sindaco Roberto Di Piazza, che è in collegamento nella nostra trasmissione con in studio l'esponente dell'opposizione Paolo Altin, ha anche aperto alla richiesta di un tavolo per discutere del nuovo asilo nido. Vuoi incontrare l'opposizione su questo? Con gran piacere, loro sanno che la mia porta è sempre aperta. La spinosa questione che divide centrosinistra e centrodestra, ma che crea malumori anche nella stessa maggioranza, è ormai nota. L'amministrazione vorrebbe affidare a un soggetto privato metà dei 60 posti della nuovissima struttura, mai avviata benché ultimata da circa un anno nell'ambito dei vari lotti che hanno riqualificato l'intera area dell'ex caserma della Polstrada. Ringraziamo il sindaco per la disponibilità a incontrare i capigruppo di opposizione sull'asilo di Roiano. Noi ci rendiamo conto che questo stallo crea un grave danno alle famiglie, di questo siamo consapevoli, però non possiamo accettare che questa struttura realizzata con soldi pubblici venga data chiave in mano ad un privato, questo no. Forse ci sono delle altre strade che possiamo percorrere, quindi speriamo il sindaco ci dia la possibilità di parlarne insieme per dare effettivamente una risposta alle famiglie che questo asilo lo aspettano da fin troppo tempo. Cambiamo argomento. L'ipotesi che la frattura della vertebra toracica rinvenuta sul corpo di Liliana Resinovic sia da collocare come lesione post mortem dai consulenti della procura viene bollata come una ricostruzione fantasiosa. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, verranno ripetuti alcuni esami. Sentiamo Gianluca Paladin. Si procederà con nuove analisi della frattura sulla vertebra toracica T2 rinvenuta sul cadavere di Liliana Resinovic per fugare ogni dubbio. Secondo quanto appreso, i consulenti della procura ritengono fantasiosa l'ipotesi che la lesione sia stata prodotta dopo la morte della donna e non escludono che approfonditi esami possano essere ripetuti per far luce sul mistero.
Di parere differente alcuni consulenti di parte. Quella frattura è stata prodotta per errore, per una manovra sbagliata in sede di prima autopsia? Il mistero si infittisce. È emersa l'indiscrezione che racconta di un giovane preparatore anatomico che si sarebbe presentato agli investigatori raccontando di aver eseguito alcune manovre sul cadavere della 63enne che potrebbero aver procurato quella frattura, poi evidenziata dalla consulenza medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo dopo il secondo esame autoptico. Il pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo che vede il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, come unico indagato, attende di ascoltare questo giovane tecnico. Intanto però i consulenti della procura, raggiunti dalla notizia di questa nuova ipotesi, difendono l'altra, quella che la lesione sia stata provocata immediatamente prima della morte della donna, fatto che spiegherebbe lo scenario omicidiario con Liliana Resinovic strangolata da dietro con un movimento meccanico tipo avambraccio cinto attorno al collo. In attesa di più precise risultanze, un solo dato rimane certo, che da consulenze e controconsulenze sembrano arrivare più dubbi che risposte. Maxi truffa ai danni di un'anziana di Sgonico, rubati 13.000 euro fra contanti e gioielli. Il truffatore però è stato incastrato dalle telecamere. Ancora Gianluca Paladini. È riuscito a raggirare un'anziana di 82 anni residente a Sgonico e le ha rubato contanti e gioielli per un valore complessivo di 13.000 euro. Una truffa ben orchestrata con tanto di viaggio in treno da Napoli a Trieste e ritorno. Il truffatore però, un 46enne di origine campana, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Prosecco. Un episodio che risale a gennaio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tramite dei complici, l'uomo avrebbe contattato telefonicamente l'anziana, spacciandosi per carabiniere. Con voce sicura e tono allarmato, il malintenzionato ha raccontato alla donna che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che per evitare guai legali era necessario consegnare immediatamente 13.000 euro a un incaricato come cauzione. Pochi minuti dopo si è presentato alla porta dell'anziana il finto carabiniere in abiti civili che ha ritirato 1.500 euro in contanti, nonché gioielli in oro del valore di 10.000 euro più altri monili. La vittima, visibilmente scossa, dopo aver consegnato il denaro, ha contattato il figlio ed è in quel momento che la donna ha capito di essere stata raggirata. Da qui la denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Da subito i militari hanno acquisito tutti i sistemi di videosorveglianza possibili. I carabinieri sono riusciti a individuare un taxi che nell'orario compatibile con la denuncia aveva accompagnato un uomo dalla stazione ferroviaria di Trieste nei pressi dell'abitazione della signora per poi tornare indietro. I successivi accertamenti, mediante la comparazione di immagini con le banche dati delle forze di polizia, hanno consentito di identificare con certezza l'autore del reato. Il 46enne campano, dopo aver messo a segno la truffa, era rientrato con il treno in serata a Casoria, nel napoletano, luogo di residenza. Le indagini condotte e coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Trieste, Andrea Laganga, hanno permesso di richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare, poi eseguita nel carcere di Vicenza, dove il 46enne già si trovava dalla fine del mese di marzo per una truffa analoga. Seconda edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills. Questa mattina la presentazione nella sede della Regione in Piazza Unità e l'inaugurazione della mostra in Sala Veruda. Sentiamo Laura Buccarella. L'obiettivo è sempre lo stesso, è quello di riconoscere, valorizzare, premiare e aiutare i giovani giornalisti di guerra, cioè i giovani che vogliono seguire questo mestiere, che vogliono farlo andando sul campo, laddove i fatti accadono, non rimanendo a bordo piscina. Così il giornalista Fausto Biloslavo ha presentato nella sede della Regione il premio Almerigo Grills, giunto alla seconda edizione. Tra le novità il reportage in Mozambico, dove Grills morì colpito da una pallottola alla nuca mentre realizzava un reportage su un attacco della guerriglia, primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo portato una targa dove è sepolto Almerigo, come era sua volontà, e questa missione in Mozambico sta producendo un documentario. I premiati fra i 30 giovani partecipanti al contest di quest'anno saranno annunciati il prossimo 19 maggio a Milano. Il 9 maggio alla Sala Luttazzi di Trieste del Magazzino 26
6 si terrà sempre nell'ambito del premio un talk show sul tema informazione di guerra o guerra di informazione. Oggi invece è stata inaugurata nella Sala Veruda la mostra intitolata Dentro il fuoco. La qualità dei lavori era molto alta e soprattutto c'erano tanti lavori, abbiamo ricevuto 30 candidature che non sono poche, c'è una predominanza di donne e questo mi fa molto piacere. E alle polemiche di chi anche quest'anno si oppone al premio dedicato alla figura di Grills per le sue posizioni politiche espresse prima e durante la sua carriera, Biloslavo replica. Questo capita solo a Trieste, che evidentemente è una città particolare. Il discorso è molto semplice: le guerre, tutte le guerre, finiscono. È finita la guerra in Mozambico, Almerigo era un testimone caduto, tutte le guerre finiscono, anche le guerre di casa nostra, quella guerra fra virgolette degli opposti estremismi che io ricordo molto bene anche se portavo i calzoni corti, degli anni 70, evidentemente non finiscono per tutti. E perplessità in merito al premio Grills sono state sollevate anche quest'anno dalla componente CGIL in seno all'ANPI. Ancora una volta viene stigmatizzata l'appartenenza del giornalista scomparso nel 1987 alla destra estrema. La storia, anche quella minore quando intreccia quella con la S maiuscola, si ripete. Prendiamo il premio Grills. Pure quest'anno, a pochi minuti dalla presentazione ufficiale dell'iniziativa, la sezione della CGIL all'interno dell'ANPI provinciale ha espresso il proprio dissenso. La nostra non è un'iniziativa personale indirizzata a una giornalista che non c'è più, ma è una contestazione politica a quello che è stato il personaggio Grills. Tornano come sempre a galla, insomma, gli anni 70, quel periodo fosco da ogni parte che vide il giornalista e fotoreporter scomparso nel 1987, militante del Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano. Brovedani, invero, stigmatizza anche il lavoro di Grills in Mozambico, dove trovò la morte. Nell'83, lo riportiamo, fece un articolo di elogio di Mussolini, e non negli anni 70, ma nell'83 quando fondò proprio Albatros con Biloslavo e Michael Singh. Il nome di Grills automaticamente riporta ad un periodo che meriterebbe una revisione e che comunque resta al centro di polemiche non da poco. Durante la conferenza stampa che ha preceduto un presidio da Piazza Unità a Palazzo Costanzi, sede di una mostra su Grills, si è accennato in termini critici anche alla mostra alla ginnastica triestina dedicata alla figura di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso da Avanguardia Operaia a Milano nel 1975. Non è accettabile è che mentre ad Almerigo Grills, che faceva le scorribande antislovene in altopiano, viene intitolata una via, una mostra e addirittura un premio giornalistico, agli altri no. E questa è la grossa differenza. Ci fermiamo ora per la pubblicità, rimanete con noi, torneremo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati con il telegiornale di Tele4, andiamo a una notizia che è uscita pochi minuti fa, perché Donata Vianelli sarà la nuova rettrice dell'Università degli Studi di Trieste. Economista, nata a Vicenza, professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese, con 552 voti ha superato già al primo turno la soglia della maggioranza assoluta fissata a 505 voti. La seconda candidata, Ilaria Garofalo, ha ottenuto 341 voti. Donata Vianelli è attualmente direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche ed è stata delegata del Rettore per l'orientamento e il job placement dal 2013 al 2019. L'affluenza al voto, che ha raggiunto l'89,20%, ha registrato un incremento del 10% rispetto alle elezioni del 2019, segno dell'ampia partecipazione e del coinvolgimento della comunità accademica, e dunque partirà ad agosto poi ufficialmente il nuovo corso come rettrice in questo caso dell'Università di Trieste di Donata Vianelli. Il pastore belga Conan si unisce alla polizia locale di Trieste, che si dota così di un'unità cinofila. L'obiettivo è il contrasto alla droga e al degrado. C'è un nuovo agente in città, si chiama Conan, ha 8 anni ed è un pastore belga che fino ad oggi faceva parte dell'unità cinofila della polizia locale di San Michele al Tagliamento. Insieme al suo conduttore e vice istruttore presso il comando di Bibione, che ha maturato 15 anni di esperienza nella polizia locale, Conan presterà servizio nel nucleo interventi speciali.
Sì, lui ha addestrato alla ricerca di stupefacenti, noi comunque facciamo controlli quotidiani nei giardini pubblici e quindi sicuramente sarà un ausilio, anche perché in alcune occasioni è stato trovato stupefacente in alcuni giardini pubblici come luoghi di deposito temporaneo. Sicuramente aiuterà anche l'indagine del nucleo di polizia giudiziaria, perché poi quando si fanno le perquisizioni il cane ha un olfatto che è molto superiore alle intuizioni della ricerca di nascondigli, e quindi un'attività che va a completare un quadro di lotta al degrado che porta avanti anche la polizia locale come tutte le altre forze dell'ordine. Conan ha già prestato servizio a Trieste nel 2023, riuscendo a individuare droga nascosta in vari luoghi della città. Sarà uno strumento molto utile, perché sarà utile sicuramente nel controllo del territorio, ma servirà anche come deterrente e sarà un valore aggiunto per la nostra polizia locale, ma sarà anche una risposta per la nostra cittadinanza che chiede maggiore sicurezza. E noi come amministrazione comunale stiamo cercando di mettere in campo tutto, ogni tipo di strumento in questo senso, e questa operazione, il fatto di aver unito Conan al nostro corpo di polizia locale, va sicuramente ad essere una risposta in questo senso. È un esperimento che proviamo a fare, visto che lo fanno tante già città. Udine qua vicino a noi lo fa con ottimi risultati, abbiamo detto perché non provare anche noi. L'assessore De Gavardo ha presentato il progetto, ci abbiamo lavorato, come ha detto lei prima, già per 1 anno e mezzo, però alla fin fine il risultato è stato buono perché siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo. Adesso vedremo se effettivamente potrà essere un grande aiuto alla Polizia Municipale. Dunque si è da poco conclusa la presentazione della nuova stagione lirica e di balletto del Teatro Verdi. Noi andiamo da Umberto Bosazzi che ha seguito proprio questa conferenza. Buonasera. Buonasera Bernardo, buonasera telespettatori di Tele4. Si è conclusa da pochi minuti la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro Verdi, la stagione lirica. Sono 7 i titoli in programma, c'è anche un balletto, 4 titoli di grande tradizione, 3 titoli di sperimentazione se vogliamo. Se gli spettacoli fossero presentati in ordine cronologico avremmo l'esatta idea di come il teatro lirico, di come l'opera lirica nel corso degli anni si sia andata evolvendo, dalla tradizione alla sperimentazione, appunto anche all'analisi politico-sociale. Tra i titoli Il Trovatore, Madama Butterfly, Ascesa e caduta della città di Mahogany, Electra di Richard Strauss, Giulietta e Romeo in coproduzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Assieme al sovrintendente del Teatro Verdi Giuliano Polo vi raccontiamo invece quelli che saranno i 2 titoli a questo punto, e questa è anche una grande novità, che apriranno la stagione il 28 di novembre del 2025. Barbieri di Siviglia e Nozze di Figaro, che si alterneranno, e sono opere scritte sul medesimo testo di Beaumarchais, e abbiamo affidato l'ideazione di entrambi i lavori a un grande maestro della regia e della scenografia, che è Pierluigi Pizzi, che per la prima volta fa un'opera originale per il nostro teatro. Presentata la prima edizione del Muggia Beethoven Fest 2025, nelle 4 giornate del Festival internazionale saranno proposti 20 appuntamenti tra concerti, visite artistiche, degustazioni e laboratori. Incentrato su una straordinaria collezione privata che all'interno della Casa Museo di via 25 Aprile custodisce oltre 11.500 elementi, il festival in programma dal 29 maggio al 1 giugno mira a promuovere il turismo culturale e a valorizzare il territorio. Il calendario dei concerti serali vedrà giovedì 29 maggio l'esibizione di Giulia Toniolo al pianoforte al Teatro Verdi, venerdì 30 maggio al Parco di Muggiavecchia il quartetto d'Archi Arola, al sabato 31 maggio al Verdi Pietro De Maria al pianoforte, infine il 1 giugno, sempre al Teatro Verdi, ancora De Maria con il quartetto Arola. Sabato 31 maggio previsti i concerti itineranti per la città rivierasca. Inoltre, nel corso delle 4 giornate sono previsti incontri d'arte e concerti per gli artisti in residenza proprio nella Casa Museo. Siamo ora allo sport, l'ultima partita di regular season sul campo di Verona, i play-off con la possibile avversaria Brescia, ma anche il suo legame con Trieste che ha pesato nella scelta di rifirmare con la società biancorossa. Colbey Ross, play della Pallacanestro Trieste, ne ha parlato ieri sera nel corso del Caffè dello Sport.
Playoff a Verona contro Brescia o Trento, che farsa? Purtroppo sì, the fans are talking about the next game, unfortunately, in Verona for what happened in Palatrieste. Yeah, definitely unfortunate, but Lui spera che comunque ci siano tante persone che vengono a Verona in trasferta sabato sera a supportarli, perché insomma è chiaramente un qualcosa di importantissimo, perché c'è in gioco il tema dei playoff col sesto posto e chiaramente la qualificazione alla Coppa. It would mean a lot. That's something, you know, that a lot of teams. Sarebbero molto felici di centrare l'obiettivo, perché fare una Coppa è qualcosa di importante per l'organizzazione, che sia Euroleague, che sia Champions. Capture that, we'll be, very happy. Finisse oggi il campionato, ma insomma l'accoppiamento è molto probabile, vedremo dopo sabato sera. A Trieste prenderebbe Brescia. It was injured both of those games, so I mean, if we had the opportunity to play them, I'd be, happy. Of course, any game in the playoffs is going to be, a tough game. Innanzitutto dobbiamo fare quello che serve per vincere con Sassari questo sabato. Poi contro Brescia sarò molto felice di giocare, appunto perché non ne ho avuto la possibilità nelle 2 gare di regular season, e io spero che sapremo avere la giusta fiducia in noi stessi e portare a casa la serie. We'll do what we need to do, and hopefully, we win that series. Cosa significa per lui aver già rinnovato? Che è qualcosa che non capita spesso a stagione in corso. Yeah, it means a lot. Me and my family, we really love Trieste and the city and just playing in front of the fans. Sono molto contento di restare qui per i prossimi anni, perché in realtà, se non sbaglio, Alessandro, non sappiamo le date, ma sono pluriennali, diciamo quantomeno un biennale. La mia famiglia sta benissimo a Trieste, c'è una grande tifoseria, c'è una squadra importante, quindi sono molto fiducioso di fare bene nei prossimi anni restando qui. E con il basket chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, una buona serata.